Appuntamenti in agenda per martedì 27 agosto. Alle 6:15 il lungomare Scala di Chiavari si trasformerà nel palcoscenico del concerto all'alba. Protagonista dell'evento il trio Incanto, composto da Loredana Cardona al flauto, Giulia Ermirio alla viola e Metella Pettazzi all'arpa, che proporrà brani di vari autori, tra cui Debussy, Dubois e Tchaikovsky. A Santa Margherita Ligure si tiene la seconda e ultima giornata del Festival di Bioetica, evento dedicato al tema delle intelligenze. Le conferenze si terranno a Villa Durazzo dalle 9 e proseguiranno nel corso della giornata con vari relatori. Alle 21 il festival si sposterà all'anfiteatro Bindi per l'incontro L'intelligenza del corpo. A seguire si terrà il concerto pianistico del maestro Claudio D'Antoni e il conferimento del premio Festival di Bioetica alla giornalista Donatella Bianchi. Torna l'appuntamento con Fantasticamente, momento di letture dedicato a bambini e famiglie. Dalle 10:30 nella biblioteca Fasce Rossi di Sestri Levante la narratrice terrà le letture per far sperimentare narrazioni e libri ai bambini. La partecipazione è gratuita. A Recco, sul lungomare Bettolo, si terrà dalle 20:30 la caccia al tesoro piratesca, con tanti indovinelli e giochi. Ultimo appuntamento con la rassegna il martedì è horror. Alle 21:30 nel Cinema America di Genova verrà proiettato il film L'uccello dalle piume di cristallo. L'opera, esordio alla regia di Dario Argento, sarà presentata nella versione restaurata in 4K. La Proloco di Deva Marina organizza l'ultima baby dance della stagione estiva alle 21:30 sul lungomare Cristoforo Colombo. Per l'occasione si terrà anche la gara finale di Limbo.